Buonasera a tutti e benvenuti a questo penultimo appuntamento del ciclo di conferenze pomeriggi del Romanico, dedicato per l'appunto agli uomini del Medioevo sardo, gli uomini protagonisti del Medioevo sardo. Oggi con noi abbiamo una new entry delle nostre conferenze, è vero? Non dico tanto tempo fa, ma io non ero presidente, quindi per me è una new entry. Che è la professoressa Rapetti, Mariangela Rapetti, che ringrazio per la disponibilità di venire qua oggi a parlarci di una storia un po' particolare. Siamo stati abituati fino a questo momento a grandi personaggi della storia medievale sarda, Gonario, Barisone. Invece stavolta, attraverso i documenti, attraverso l'indagine documentaria, andiamo a vedere qualche personaggio cosiddetto minore, che poi minori non erano, perché comunque anche loro hanno storie interessanti, e attraverso soprattutto Migaliappe, la sua storia d'amore tormentata, andremo anche a scoprire qual era la condizione della servitù in Sardegna e come si viveva all'epoca. Quindi un argomento sicuramente molto interessante, un argomento diverso che ci aiuterà ad aprire un'altra finestrella nel mondo del Medioevo sardo. Io, prima di lasciare saluti alla presentazione della professoressa Martorelli, volevo ringraziarvi innanzitutto per la presenza e la fiducia, perché questa presenza ormai è da 6 appuntamenti che si ripete. Volevo ringraziare Silvia Oppo e il Museo Diocesano sempre per l'ospitalità, e volevo ringraziare anche la professoressa Tasca, che stasera è con noi e ci onora della sua presenza. Rossana, vuoi dire 2 cose? Buonasera a tutti. Continuiamo insomma il nostro percorso attraverso la storia degli uomini del Medioevo. Con questo argomento, come ha detto Giuseppina, è un po' diverso da quelli che sono stati affrontati nelle conferenze precedenti, perché entriamo un po' nel giro, possiamo dire, della gente comune. Finora abbiamo parlato di personaggi noti dalla storia, adesso entriamo un po' nella vita quotidiana, per una storia struggente. Non anticipo nulla di quello che sentiremo, però perché, come abbiamo fatto per il ciclo sulle donne, vogliamo anche in questo caso cercare di capire un po' quali erano gli aspetti della società del tempo a tutti i livelli sociali, e anche in varie situazioni che non erano soltanto quelle che vedevano gli uomini impegnati nella politica, nella religione, così come appunto abbiamo sentito nelle conferenze precedenti. La professoressa Rapetti si occupa di documenti, insegna archivistica all'Università di Cagliari, così come la professoressa Tasca appena nominata, che è la sua maestra in un certo senso, e quindi ha avuto modo di affrontare argomenti di questo genere proprio attraverso lo studio, la lettura dei documenti. Quindi ci sarà delle informazioni tratte da documenti dell'epoca, da testi che quindi presentano insomma un grado di affidabilità che varia ovviamente a seconda dei tipi di documenti, ma insomma ci fa entrare, proprio ci permette di calarci nella realtà del tempo. Non rubo altro tempo, scusate la ripetizione, a Mariangela, che sicuramente ha da raccontarci qualche cosa di molto molto interessante. Buonasera a tutti, è davvero un piacere per me essere qui. Appunto ricordavamo, sono stata qui nel 2019 quando si parlò del culto dei santi, e oggi invece affronteremo insieme un tema diverso, appunto legato alle testimonianze contenute nei Condages. Ringrazio davvero per l'invito Rossana, Giuseppina e tutta l'associazione Amici del Romanico. La vicenda di Migaliappe, protagonista di questo incontro, è narrata nel Condage di San Vecchio di Silchi. Sono certa che tutti i presenti conoscano i Condages. Sono fonti preziosissime per la storia del Medioevo in Sardegna. Non sappiamo effettivamente ancora, non sappiamo effettivamente quanti
condages esistessero nel Medioevo. Sicuramente era una pratica molto diffusa, perché la letteratura erudita del Cinquecento non sentono bene in fondo, devo tenere il microfono più vicino, ok. Cioè, la letteratura erudita del Cinquecento ci fa sapere, insomma, che al tempo i condages erano molto diffusi. Per esempio il giurista Geronimo Olives scrive che se ne conservavano tanti, erano libri antichissimi e erano utilizzati dalle chiese e dalle aziende per annotare tutte le informazioni sulle proprietà, quindi sulle terre, sul bestiame, sul personale al servizio. Oltre ai condages delle chiese, precisa Olives, esistevano anche condages non delle chiese, condages laici. I condages laici ne rimane uno solo, che è quello dell'ospedale del lebrosario di San Leonardo di Bosove, istituito, aperto dal giudice Barisone II di Torres. Invece i condages monastici più antichi che conserviamo sono appunto quello di Silchi, quello di San Nicola di Trullas e quello di Santa Maria di Bonarcado. Sono tutti scritti in lingua sarda e contengono appunto annotazioni, informazioni risalenti al XII e XIII secolo, con documentazione un po' più antica per quanto riguarda il caso di Silchi. Parola condages, il termine condaghe. Allora, in sostanza i condages ricordano quelli che sono i cartolari in uso nei grandi monasteri, nelle grandi abbazie in tutto il Medioevo europeo. Però in Sardegna appunto si chiamano condages, condagi, condache. L'espressione, secondo Paolo Merci, deriva dal greco-bizantino kontakion, è una evoluzione del termine kontakion. Di questo termine e dell'uso del termine, della formazione dei condaches hanno parlato abbondantemente illustri studiosi come Giampaolo Mele, come Raimondo Turtas, quindi richiamo un po' quanto già detto da loro. Il termine kontakion deriva dal kontos, cioè l'asticella attorno alla quale veniva avvolta la pergamena sulla quale era scritto il documento. Con il passare del tempo l'espressione passa dall'asticella al documento e poi al contenuto stesso del documento, fino ad arrivare a definire un intero registro contenente appunto la raccolta di documenti. Il termine kontakion è utilizzato però anche per indicare un manoscritto liturgico, questo soprattutto nell'Italia meridionale e in Grecia. E questa aurea di sacralità si trasmette quindi anche al documento. Per chi studia la storia degli archivi, come me, viene facile fare un parallelismo con la sacralità degli archivi dell'età classica. Gli archivi nell'età classica erano conservati all'interno dei templi, protetti dalla divinità, quindi erano inespugnabili, quindi erano affidabilissimi, sacri e protetti dalla divinità. Di fatto però per i condages non è così, perché i condages sono registri, sono documenti privati, hanno una valenza pubblica, possono essere utilizzati con valenza pubblica, ma di fatto nascono come documenti privati, vengono riconosciuti come documenti pubblici solo se il giudice li convalida con il suo sigillo, con la sua bolla. Quindi questo fa sì che il condages di per sé non abbia la publica fides come invece hanno gli archivi conservati all'interno dei templi. Questa è appunto una differenza tra gli archivi, tra la solennità riconosciuta dagli archivi e la solennità riconosciuta ai condages. Nel caso dei condages, infatti, noi troviamo documenti, trascritti atti giuridici che non hanno bisogno effettivamente della trascrizione del documento, perché basta la presenza dei testimoni. Sono prevalentemente memorie di atti giuridici e non registrazioni documentarie necessarie, salvo appunto la necessità di ricorrere in giudizio. E quindi in quel momento appunto chi ha bisogno di utilizzare il contenuto del condaghe come prova in giudizio chiede al giudice che venga riconosciuta la pubblica fede di questo contenuto.
qual era la finalità dei condages? Lo spiega bene la badessa Massimilla nella compilazione del condaghe di San Pietro di Silchi. Ego Maximilla, abbadissa de Santo Petru de Silchi, et soror Bugliafave, chi lo fazzo custu condaghe, cum voluntate de Deus ed su dommo meu iudice Barusone dell'Acon, ed essa muliere donna preziosa di Rubi regina, ed su figlio domo Gosantine reghe, por su canto appo parato in su tempus meu, et appo parare a vestara ad onore de Deus ed de Santo Petru de Silchi, ed de comporo ed de datura. E por su canto accattai scritto in carta chi fui de Santo Petru de Silchi, e non vi aveat vacante in su condaghe vetere de Santo Petru de Silchi uve luponne, et ego in de luponio in custo condaghe meu, con de appan veritate pus me. Sostanza, Massimilla ci spiega che ha ricevuto l'autorizzazione da parte del giudice, della consorte e del figlio erede per rinnovare il condaghe di San Pietro di Silchi, quindi si impegna a registrare all'interno di questo condaghe tutte le proprietà, tutti i contratti, tutte le vendite, gli acquisti che San Pietro ha fatto e farà da qui in avanti. E inoltre aggiunge anche un'informazione per noi molto interessante. Dice di aver trovato degli altri documenti all'interno del convento, di non poterli registrare nel vecchio condaghe perché non c'è più spazio, e quindi li inserisce all'interno di questo. Grazie allo studio dei condages è possibile appunto ricostruire le vicende della società del tempo. Naturalmente è necessario, così come ha fatto Alessandro Soddo, che è stato con voi proprio la settimana scorsa, confrontare le fonti le une con le altre per riuscire ad avere un quadro quanto più completo possibile ed evitare quindi di riportare avanti vecchi luoghi comuni come si è fatto fino a qualche decennio fa. Una particolarità però delle schede dei condages in generale è che non sono giunte a noi in ordine cronologico e la maggior parte non sono datate. Quindi, perché si verifica questo? Perché appunto in casi come questo illustrato da Massimilla, di aggiunte, di ricopiature, sono avvenuti nel corso del tempo. Quindi registrazioni di azioni giuridiche compiute più avanti sono state inserite insieme a registrazioni di avvenimenti precedenti, oppure nel corso del tempo i manoscritti, i codici si sono sciolti, si sono sciolte le legature, quindi è stato necessario ricorrere a una nuova legatura e talvolta i fascicoli sono stati posposti, come è evidente per esempio nel caso del condaghe di San Nicola di Trullas. Veniamo però adesso al nostro caso, quindi concentriamoci sul monastero di San Pietro di Silchi e sul suo condaghe. Il monastero era stato affidato da Mariano I di Torres alle monache benedettine di Asca tra l'anno 1180 e l'anno 1110. Asca, il convento benedettino di Asca si trova in Toscana. Il condaghe di Silchi è un codice composito, ciò significa che non nasce come unico registro, ma è costituito dalla cucitura insieme di più codici, di più registri, per la precisione 2 di Silchi e 2 di chiese a Silchi pertinenti, quella di San Quirico di Sauren presso Chiesi e quello di Santa Maria di Codrongianus. La vicenda che riguarda Migali si trova proprio nelle schede relative a San Quirico di Chiesi, San Quirico di Sauren. E secondo la datazione puntuale che ha fatto proprio Soddu, pubblicato qualche anno fa, la vicenda di Migali è ascrivibile al periodo 1073-1110. La chiesa di San Quirico di Sauren si trovava, come vedete, nell'agro di Chiesi, oggi però rimane solo un rudere.
una chiesa della quale non sono riuscita, anzi chiedo ai presenti se hanno informazioni in più, perché non sono riuscita a trovare immagini, ecco, di come poteva essere, nemmeno in rappresentazioni grafiche, di come poteva essere la chiesa in passato. Migali dunque è un servo di Chiesi. Il territorio di pertinenza della chiesa di San Quirico comprendeva alcuni salti, comprendeva una zona di terra detta rubia, quindi presumo argillosa, e comprendeva una collina di noci e un bosco di pioppi. Migali era impegnato all'interno di questa azienda agricola, però non sappiamo effettivamente in quale mansione. Che cosa sappiamo però dei servi? I servi erano patrimonio dell'azienda agricola e quindi, appunto, come dicevo, tutto ciò che li riguardava era registrato all'interno dei Condaghes. Allo stesso modo veniva fatto, per esempio, per le terre, per esempio per il bestiame. In particolare dei servi cosa possiamo dire? Possiamo dire che prestavano servizio 4 giorni a settimana per il loro signore, potevano essere proprietà di un unico signore, quindi detti integru, oppure potevano avere 2 proprietari diversi e in quel caso erano detti latu, oppure potevano avere più proprietari e quindi erano in sostanza quadripartiti, pedes. C'è da dire anche che a volte questa condizione di servo latu, per esempio, era data da una parziale emancipazione, quindi il servo era servo solo per metà, e l'altra metà invece era stata emancipata. Dei servi, grazie a Condaghes, sappiamo anche, per esempio, che potevano avere delle proprietà, che partecipavano come testimoni, potevano acquistare, potevano vendere, effettuavano anche donazioni. Apparentemente una condizione servile non negativa come l'espressione servile potrebbe farci pensare. Di fatto però non era così, perché i Condaghes testimoniano al contrario tentativi di fuga, falsi documenti di manomissione, quindi quindi tentativi di liberazione attraverso presentazione di documenti falsi, e servi che scappano perché scontenti di un signore cercano rifugio presso un altro signore, quindi non rinunciano alla condizione servile, ma cercano semplicemente un signore che possa farli vivere meglio rispetto alla condizione precedente. Nel caso di fuga, ovviamente, i servi che rappresentavano un bene per il loro padrone venivano ricercati, rintracciati e si procedeva quindi al chertu per far rientrare in possesso del servo, e quasi sempre il padrone originario riusciva appunto a ritornare in possesso del suo servo. Sono numerosi i casi di kertos dovuti appunto a liti per la proprietà dei servi. Questo è un esempio molto lungo del Condaghe di Santa Maria di Bonarcado, sono tanti i servi elencati, questa ovviamente è chi lo conosce lo riconosce, è uno stralcio dall'edizione di Virtis di Ilisso del testo del Condaghe di Santa Maria di Bonarcado. Ho scelto questa scheda, la 150, perché c'è un esempio interessante di Furado Zuncla che appunto scappa da Bonarcado, si rifugia presso un altro signore, ma il priore di Bonarcado appunto pretende e ottiene il rientro del suo servo. Vi facevo poi l'esempio di tentativi di manomissione attraverso documenti falsi, e sempre nel Condaghe di Santa Maria di Bonarcado c'è un esempio veramente interessante, il caso di 7 fratelli che si mettono d'accordo con la zia Sabina Tussia, che li aiuta a confezionare un falso documento di manomissione. Però Sabina non è una persona qualunque, ma è la bollaria del giudice, quindi è colei che appone i sigilli del giudice sui documenti, quindi è un falso con tutti i crismi, oserei dire. Però
però il giudice li scopre comunque, perché è un documento che lui non ha emesso. Quindi che cosa avviene? La zia ovviamente e i 7 nipoti vengono smascherati, vengono processati, vengono condannati a morte. Invece con un coup de théâtre il Condaghe ci spiega che arriva la madre del giudice e implora al figlio di perdonare questi 7 giovani e la loro zia, che quindi hanno salva la loro vita, rimangono servi e devono giurare fedeltà, vita natural durante al giudice. Andrei adesso a parlare di quello che è poi il tema centrale, no? Che è quello dei matrimoni, dell'amore. I servi potevano sposarsi solo se autorizzati dai loro padroni. La prassi prevedeva che il padrone del servo domandasse l'autorizzazione al padrone della serva. In questo caso, cioè un'approvazione avvenuta, era possibile celebrare il matrimonio a claro e fache e i 2 sposi potevano vivere insieme. Nel caso di figli, di nascita di figli, arrivati poi questi all'età lavorativa, i figli venivano spartiti tra i padroni, perché diventavano servi anch'essi, i figli di servi diventavano servi. Un caso emblematico lo troviamo nel Condaghe di Silchi, appunto, alla scheda 32, una partizione di servi tra 2 padroni. Abbiamo il caso qui di una coppia di sposi, una coppia di servi. Lui è servo dell'abbazia, lei è serva di altri due padroni. Si sposano e hanno 5 figli, 4 femmine e un maschio. Arrivato il momento della spartizione, si stabilisce che le 4 femmine, tutte in buona salute, viene precisato nel Condaghe, passino 2 a un padrone e 2 all'altro padrone. Il caso invece del figlio è particolare. Questo ragazzino, che si chiama Gavino, viene detto scemo, e poiché scemo viene mantenuto in comproprietà. Ora, l'espressione mi sembra abbastanza evidente, indica qualche deficit psichico, intellettivo di questo ragazzo. D'altronde la parola infelice viene utilizzata ancora oggi per stigmatizzare certe situazioni appunto di disturbo psichico o intellettivo. Poiché non si parla di salute cagionevole, poiché non si parla di debolezza fisica, io credo che proprio con l'espressione intendessero dire appunto che questo giovane era affetto da un disturbo di questo tipo. Nel momento in cui i servi si sposavano senza autorizzazione, le cose cambiavano. L'autorizzazione doveva esserci per forza, ma i servi tendevano anche spesso a sposarsi in assenza di autorizzazione, si sposavano segretamente. In questi casi la prassi portava la spartizione dei figli a favore dei proprietari della donna. Quindi nel caso in cui una donna si sposava con un servo senza autorizzazione, i suoi figli venivano poi presi come proprietà da parte dello stesso padrone. Diciamo che anche i matrimoni senza consenso sono stati considerati una forma di ribellione dei servi nei confronti delle imposizioni date dalla società nella quale vivevano. Soddu utilizza una frase che cito: rappresentano un contesto di accettazione tutt'altro che pacifica e la tendenza a sfuggire alla morsa signorile.
C'è da dire poi anche che i servi non si sposavano solo tra loro, abbiamo servi che si sposano con donne libere o serve che si sposano con uomini liberi, abbiamo anche casi di serve che per i vari legami familiari alla fine si imparentano con le famiglie giudicali, perché sposano uomini liberi che discendono da famiglie giudicali, imparentati con le famiglie giudicali. C'è poi il caso che ci riguarda di più, ovvero quello delle fughe. Poiché non autorizzate al matrimonio, le donne scappano con il loro amato e in questo caso si mettono sotto la protezione del padrone del loro amato. Tuttavia, una volta scoperte, si procede anche in questo caso al cherto e quasi sempre le donne comunque sono costrette a tornare dal loro padrone, salvo appunto intervento del padrone dello sposo, del padrone del marito. Il caso di Migali sarebbe potuto essere uno di questi. In realtà il caso di Migali è più sfortunato. Ci troviamo un rapimento, anche in questo caso una fuga, perché la coppia non è autorizzata a sposarsi, quindi Migali e Elena Marnas, la sua compagna, si ritrovano a fuggire verso il giudicato di Cagliari, in un luogo imprecisato. Il Condaghe dice Pluminos, quindi sappiamo solo giudicato di Cagliari, ma non sappiamo esattamente in quale località si rifugino. Non c'è riferimento alcuno alla protezione di un nuovo signore, non c'è un riferimento geografico come avviene in altre schede. Diciamo che le informazioni sul nostro Migali sono veramente scarne rispetto ad altre schede che narrano fatti simili. Però quello che si comprende è sicuramente che non si vanno a rifugiare presso un altro signore, quindi non hanno una protezione in caso di cherto, in caso di cherto, come è avvenuto per altre coppie che hanno compiuto lo stesso tipo di fuga. Il caso di Migali è presto detto, sono queste 4 righe che leggete in sardo e nella traduzione. Michele Migali vuole sposare Elene è promessa a un altro uomo, ha già avuto l'autorizzazione quest'altro uomo per sposarla, quindi ci troviamo proprio di fronte a quello che nella società del tempo è considerato un ratto, un rapimento di serva. Migali e Elene decidono comunque di fuggire, si rifugiano nel giudicato di Cagliari e ci stanno per un po' di tempo, perché nel frattempo nascono alcuni figli, non sappiamo neanche quanti, perché si parla al plurale di figli, ma non vengono quantificati. Tuttavia l'abbazia non vuole rinunciare alla serva fuggitiva, e quindi la fa cercare, nomina un procuratore, un mandatore, Janne Cuccu, che cerca Migali ed Elene finché li trova, prende Elene e i bambini e li riporta a San Pietro di Silchi. Janne fa di più, Janne chiede in sposa Elena e il matrimonio è approvato e quindi Elene si sposa con Janne Cuccu e Migali rimane solo. E l'ultima frase la leggiamo tutti, è abbastanza eloquente. Migali si uccide, rimane solo, è allontanato da sua moglie, allontanato dai suoi figli e si toglie la vita. Io vorrei concentrarmi proprio su questa azione compiuta da Migali. Ora mi rendo conto che è un argomento che tocca un po' tutti, quindi cercherò di utilizzare il giusto distacco per parlare di questi argomenti, che però è diverso rispetto al distacco che è stato utilizzato da chi ha registrato l'informazione, senza nessun tipo di commento, senza nessun tipo di conseguenza narrata. Mi voglio concentrare su questo aspetto
perché è l'unico caso di suicidio che troviamo nei Condages e anche nella documentazione sarda dell'epoca. E questo aspetto, per molti versi, dal punto di vista sicuramente della registrazione documentale, è interessante, perché se ci pensiamo ancora oggi le ragioni, le verità ci sfuggono, e quindi è difficile registrare cose che ci sfuggono, informazioni che ci sfuggono. Quindi immaginiamoci come poteva essere appunto nel Medioevo riuscire a comprendere e a registrare certe notizie, certe informazioni, certe ragioni. Tra l'altro i casi documentati di suicidio nel Medioevo sono relativamente pochi. C'è uno studio interessante di un inglese, Alexander Murray, che ha proprio fatto delle statistiche sulla documentazione, sulle testimonianze documentari del suicidio. È interessante da leggere perché ci dice delle cose non sorprendenti, cioè le motivazioni che si ipotizzavano o che si dichiaravano non si discostano tanto da quelle della modernità. Però un aspetto sul quale si può ragionare è il fatto che la documentazione dell'epoca che ci è pervenuta è soprattutto una documentazione di tipo ecclesiastico. Quindi la maggior parte dei casi documentati rientrano nella sfera ecclesiastica e sono stati interpretati in una certa maniera. Migali, di fatto, è all'interno, cioè la notizia su Migali di fatto è all'interno di una documentazione ecclesiastica, perché è il registro di un'abbazia, però non è una persona della sfera ecclesiastica, ma è una persona del ceto servile. Sempre Murray comunque ha constatato, dalle statistiche che ha potuto fare sulla documentazione a livello europeo, dalla quale sono assenti i Condages, questo è sfuggito ai censimenti di Murray, ha constatato comunque che il gesto estremo di togliersi la vita si riscontra su tutte le classi sociali. L'incidenza maggiore sulle fonti è della sfera ecclesiastica, perché le fonti provengono dalla sfera ecclesiastica, però è un'azione che che si trova tra tutte le classi sociali. E poiché la maggior parte dei casi rientrano nella sfera ecclesiastica, mi è venuto, insomma, fa piacere condividere con voi alcuni aspetti di quella che è la vita ecclesiastica, in particolar modo alcune considerazioni fatte al tempo sul suicidio e in particolar modo la melancolia e il mal d'amore. Parto però dalla cilia monastica proprio per chiudere il discorso sulle fonti ecclesiastiche. La cilia monastica la conosciamo, la cilia è uno dei 7 vizi capitali, quindi tutti l'abbiamo sentita nominare. Dante la inserisce nei suoi gironi infernali. La cilia monastica affonda le sue radici proprio nella tradizione monastica, nella tradizione cenobitica, perché i monaci, stanchi della loro condizione di solitudine, colpiti dal loro orologi per il fatto di stare sempre chiusi all'interno di una cella da soli, soffrivano di tristezza, soffrivano e tendevano appunto al suicidio. La cilia è stata teorizzata da Evagrio Pontico, da Giovanni Cassiano, per esempio, quando ancora si stavano stilando i primi elenchi di vizi capitali. Vizi capitali che erano destinati appunto all'ambiente monastico, all'ambiente cenobitico. E poi Gregorio Magno, che introduce i peccati capitali al mondo laico. Ma siccome la cilia è un sentimento
troppo legato alla sfera monastica, Gregorio decide di chiamarla tristezza, fondendo i due peccati di Cassiano, tristizia e accidia. Però la definizione dell'accidia e della tristezza è la stessa ed è molto simile a quella che i medici del tempo chiamavano melancolia, cioè l'eccesso di bile nera, una malattia, una patologia data dall'eccesso di bile nera che portava la stessa sintomatologia del peccato di accidia, il peccato di tristezza, quindi un umore abbattuto, il desiderio di fuggire, il desiderio di rinunciare alla vita, l'apatia, l'assenza di appetito. Il settenario dei vizi capitali si consolida nel XIII secolo, tra XII e XIII secolo, e i manuali dei confessori includono l'accidia, ovviamente, e spiegano anche che l'accidia deve essere combattuta perché porta verso due mali ancora peggiori, che sono da un lato il suicidio, quindi la rinuncia alla vita, e dall'altro l'eresia, quindi la rinuncia a Dio. Però vi dicevo appunto che la descrizione dell'accidia è molto simile alla descrizione della malattia melancolica, cioè l'eccesso di bile nera, quindi una teoria che affonda le sue radici nella medicina ippocratica, quella dei 4 umori, che è stata portata avanti, approfondita e commentata per tutto il Medioevo. Le fonti laiche, quando parlano di suicidio, infatti, non riconducono l'azione all'accidia, la riconducono invece a fatti traumatici, per esempio i lutti, per esempio la povertà improvvisa, per esempio disgrazie, allontanamento da persone care. E questo sicuramente ci avvicina di più al caso di Migali, che è stato allontanato dalla sua famiglia. Chissà, forse Migali effettivamente era, come diremo oggi, caduto in depressione, perché di fatto la melancolia, quello è, a leggere le descrizioni dei medici medievali sembra sentir parlare di quella che oggi chiamiamo depressione. Secondo Ippocrate, secondo i suoi successori, era data appunto da un eccesso di bile nera, quindi una sostanza prodotta dalla milza che produceva dei fumi e annebbiava o obnubilava completamente la mente. Dal mondo greco-romano, attraverso i califati, attraverso poi i medici dell'Europa medievale, il concetto di melancolia è stato portato avanti, però rispetto ad altre malattie la melancolia è sempre stata un po' più complicata da comprendere, perché riguarda la psiche, riguarda un qualcosa che il medico non poteva vedere coi suoi occhi. Doveva interpretarlo attraverso i comportamenti, attraverso gli atteggiamenti, attraverso le parole. In ogni caso, la sintomatologia elencata nei trattati è quella di umore depresso, ansia, tristezza, delirio, paranoia, follia, perdita della ragione, desiderio di solitudine, agitazione, tendenza al suicidio. Le stesse cose che venivano dette dai teologi per i monaci che cadevano nel peccato di accidia. C'è un trattato De Melancolia Libri II di Costantino Africano, risalente al XII secolo, che porta di fatto in Europa tutto questo sapere che proviene dall'antica Grecia e dai califfati, perché ci parla di melancolia attingendo alla medicina dell'antica Grecia tutti i commenti dei medici arabi. Scrive Costantino Africano: la melancolia è una malattia che il corpo soffre e alle cui conseguenze e danni partecipa l'anima. Di questa malattia una specie, che è detta ipocondriaca, ha la sua sede quasi nella bocca dello stomaco, ma un'altra specie ha la sua sede nel cervello. Le conseguenze che ne derivano sembrano essere la paura e la tristezza dell'anima. Sono ambedue dannosissime perché conturbano l'anima. La definizione della tristezza è la perdita di una cosa molto amata.
la definizione della paura è il sospetto che una cosa possa nuocere. Tra le cause della malattia, dice Costantino, ci sono quelle psichiche, l'eccessivo pensare, il ragionamento, la ricerca delle cose incomprensibili, la ricerca della perfezione o il giudizio sull'imperfezione, la stanchezza dell'intelletto dovuta all'eccesso di studio. Lo diceva anche Aristotele, tutti gli uomini di genio sono melancolici, studiano troppo e cadono nella melancolia. Costantino aggiunge alle cause psichiche il pensiero fisso di chi ha perduto qualcuno che non può più riavere. Questo potrebbe essere il caso di Migali. Il medico Costantino, che era tra l'altro monaco a Monte Cassino, quindi comunque apparteneva alla sfera ecclesiastica anche lui, non era un laico, quindi conosceva anche la letteratura sulla ciglia, per intenderci, suggerisce anche i trattamenti, naturalmente nel suo è un manualetto di medicina sulla melancolia, quindi suggerisce anche i trattamenti per curare la melancolia. Trattamenti che, così come la definizione, sono eredi della lunga tradizione che parte da Ippocrate e poi rielaborata dagli arabi. Si configura quindi con una pratica igienico-dietetica, quindi attenzione al clima, attenzione all'ambiente nel quale si vive, attenzione all'alimentazione e soprattutto, importante per la psiche, allontanare i pensieri fissi, scacciare i pensieri fissi, liberare la mente da quelli che noi chiamiamo i chiodi fissi. E un aspetto che include è quello di fare attenzione alla sfera emotivo-passionale delle persone. E alla sfera emotivo-passionale delle persone si interessano anche medici successivi, medici del 200-300 europei, e non solo, prima di loro gli arabi, si sono interessati soprattutto a una particolare forma di melancolia, quella data dal mal d'amore o dalla passione amorosa, cioè da quell'amore non corrisposto, che può essere appunto dovuto al non poter, a non essere ricambiato, oppure non poter avere la sposa, come nel caso di Migali. Sono diversi i medici arabi prima e europei poi che si concentrano sul mal d'amore. Per esempio, tra gli arabi, Ali Abbas e Avicenna. Per curare la melancolia amorosa, diceva Avicenna, è necessario avvicinare il paziente alla persona amata. Se questa cosa è possibile. Se non è possibile avvicinare il paziente alla persona amata, bisogna fare più attenzione, perché il mal d'amore diventa appunto amore furioso, diventa passione amorosa e sfocia nella melancolia e nella tendenza al furore, nella tendenza ad azioni estreme, perché l'equilibrio dei quattro umori si perde completamente. Prendendo spunto proprio dal discorso sul mal d'amore, passo a un altro trattato medico, un brevissimo trattatello. Qui c'è una carta, questa è l'opera a stampa, ma il trattato è composto è composto negli anni 80 del 200 da Arnau da Villanova, un medico catalano. Si tratta di 2 paginette, molto breve, però lo cito per 2 motivi, non solo per una questione di tema, perché ovviamente rientra insomma nel discorso del mal d'amore, ma soprattutto per una questione di coincidenze. Nella prefazione al trattatello c'è scritto che Arnau sta rispondendo alla domanda di un suo amico medico, di un collega medico, un suo compagno di studio a Montpellier, alla facoltà medica di Montpellier, che lavora in Sardegna. Questo medico, che evidentemente Arnau incontra a Valenza, perché all'epoca Arnau era come testimone alle carte d'archivio e a Valenza, questo amico medico gli chiede di spiegargli questa concupiscenza, queste azioni furiose che derivano dall'eccesso d'amore, dal mal d'amore. E non sappiamo effettivamente chi fosse, perché non è nominato il medico, si dice solo che lavora in Sardegna. Io sarei propensa a credere, sarei propensa
A pensare che si tratti di un artificio letterario, io devo dire perché sto parlando di questo, e un mio amico mi chiede di parlarne. Però perché dire Sardegna e non dire Corsica o dire Barcellona o un'altra località? Gli studiosi più insigni di Arnau da Villanova danno per certa l'informazione. Qualsiasi articolo, studio voi prendiate su questo trattato di Arnau da Villanova vi dice che Arnau risponde a un suo amico sardo, o meglio, a un suo amico che lavora in Sardegna e che ha studiato con lui a Montpellier. Evidentemente le lezioni di Montpellier non erano state soddisfacenti rispetto al tema della passione amorosa, oppure, siccome erano arrivati in Europa i trattati arabi, i medici si trovavano nuovi materiali sui quali ragionare, quindi avevano nuovi stimoli per poter ragionare su questi aspetti. Secondo Arnau da Villanova, l'amore eroico nel senso di amore, di eccesso d'amore, si presenta inizialmente come innocuo, però può degenerare in amore furioso se non corrisposto, se non appagato, e quindi portare la persona colpita da amore eroico fino alla melancolia, tutte le conseguenze che la melancolia porta. Quindi un'immagine mentale ossessiva, quella dell'amore eroico, che deve essere in qualche modo cancellata dalla mente della persona che ne soffre. È interessante il fatto che Arnau proponesse una vera e propria psicoterapia per poter allontanare il rischio di melancolia dalle persone che erano affette da amore eroico. Volendoci soffermare su questo sconosciuto medico che lavora in Sardegna, cosa possiamo dire? Sicuramente a fine del 200, ripeto, siamo negli anni in cui Arnau compone il trattato, siamo negli anni 80 del 200, quindi in quel periodo i medici già circolavano per le poche città sarde, circolavano sicuramente a Cagliari, a Sassari, a Iglesias, perché abbiamo, lo deduciamo dalle disposizioni presenti negli statuti, nel breve di Villa di Cresa ci sono disposizioni sull'esercizio della professione medica, sull'esercizio della professione di barbieri e chirurghi, quindi sicuramente circolavano in Sardegna medici fisici, chirurghi e barbieri, però stando a quanto scritto nel trattato di Arnau anche medici dottori, cioè laureati, essendo stati appunto entrambi studenti a Montpellier. Soprattutto all'inizio del 300 che noi riusciamo a identificare i medici grazie alla documentazione pisana. La collega Bianca Farga, che sarà con voi la settimana prossima, ha pubblicato l'edizione di numerosi documenti pisani che ci testimoniano la presenza di medici attivi a Cagliari, attivi a Villa di Chiesa per esempio. E proprio tra i documenti editati da Bianca ce n'è uno interessantissimo, a mio avviso, che ci dimostra come questa letteratura della quale adesso vi ho parlato e tanti altri manuali di medicina circolano a Cagliari, quindi probabilmente anche nelle altre città all'inizio del 300. In particolar modo mi riferisco al testamento del medico pisano abitante a Cagliari, a Castello di Cagliari, Guglielmo Labruti, che all'interno della sua biblioteca aveva appunto i libri di Costantino Africano, i libri di Avicenna, i libri dei maestri di Montpellier come Gilles de Corbeil, o i maestri della scuola salernitana come Matteo Plateario e altri. Quindi la letteratura medica, i medici dottori in Sardegna effettivamente sono attestati almeno qualche decennio dopo, almeno 2 decenni dopo rispetto alla composizione del trattato di amore eroico di Arnau da Villanova. Ovviamente non è possibile identificare questo medico, però può darsi che non si tratti di un artificio, solo di un artificio letterario, perché, ripeto, se così fosse, perché dire Sardegna e non un'altra località che a Arnau poteva apparire più vicina? Dopo questa lunga digressione, che come potete capire non deriva tanto dallo studio dell'archivistica quanto dalle mie
passioni personali, ritorno alla vicenda di Migali e al suo gesto estremo. Vi ho già detto, è curioso il fatto che non venga fatto nessun commento, viene riportata l'informazione ma non si parla di conseguenze, non si parla di nessun'altra conseguenza. Nei secoli che hanno preceduto Migali il suicidio è stato sempre condannato, è stato condannato nella Grecia classica perché il suicida si sottraeva ai suoi impegni nella società, doveva essere autorizzato il suicidio. E stessa cosa sembra essere stata a Roma, insomma, nell'antica Roma. Poi con l'avvento del cristianesimo il suicidio è stato condannato. Quindi probabilmente l'assenza di commento, l'assenza di descrizione di conseguenze all'interno del Condaghe può essere data dal fatto che chi ha composto la notizia, chi ha scritto la notizia, avesse un atteggiamento di condanna o di distacco nei confronti dell'azione. Oppure, semplicemente, con freddezza, ha annotato una perdita, la perdita di un servo integro. E qui cosa posso dire? Richiamando quanto ho detto, forse oggi si potrebbe, i medici, io non sono un medico, però forse oggi un medico interpreterebbe l'azione come dovuta a un disturbo post-traumatico da stress o una depressione. Però io aggiungerei una cosa, riprendendo quello studio di Alexander Murray che vi ho citato all'inizio, perché ho letto una frase che mi ha fatto pensare effettivamente a Migali. Alexander Murray scrive: una logica dominante nel Medioevo era l'idea di signoria, di lordship. Tutti appartenevano a qualcun altro. Ucciderti significava derubare il tuo signore del tuo servizio. Quindi di fatto Migali, un atto di ribellione, esatto. Ha privato il suo padrone che l'ha fatto soffrire, che gli ha tolto tutto, l'ha privato togliendogli un servo integro. E qui mi taccio. Grazie per l'attenzione. Avevamo anticipato che sarebbe stato un intervento particolare e sicuramente ricco di tantissimi spunti, dalle patologie che oggi sono più comuni, di cui fortunatamente parliamo anche in maniera molto più tranquilla ed evitiamo di nascondere, che quindi non sono, molte volte si dice che oggi è troppo stress, le troppe aspettative, in realtà possiamo vedere che questo tipo di patologie esistevano sempre, sono sempre esistite e in qualche modo sono sempre state anche trattate, certo con le conoscenze dell'epoca, con le credenze dell'epoca, però c'è anche un riconoscimento della psiche, del valore, cioè che l'uomo non è solo corpo ma c'è anche qualcos'altro, quindi questo aspetto io l'ho trovato particolarmente interessante. Un altro aspetto che ho trovato interessante è, a parte quest'ultima chiusura del gesto estremo di ribellione, che mentre parlavi ci ho pensato anch'io, proprio considerandolo come merce, brutalmente, nel senso ha tolto il valore che lui aveva per il padrone. Visto che il padrone non l'ha considerato come umano ma l'ha considerato come un oggetto, lui ha tolto quell'oggetto al padrone. Il ruolo della donna, rifacendoci a un ciclo di conferenze precedente, sta povera Elena praticamente era più oggetto dell'oggetto, cioè l'unico che lei voleva sposare, poi abbiamo visto come è andata a finire, non era promessa ad un altro che probabilmente non era, diciamo, nelle sue corde, poi costretta a sposarsi all'aguzzino fondamentalmente, quindi anche questo è un motivo di riflessione.
Ma già dall'inizio una riflessione che mi è venuta in mente nella tua premessa e che secondo me è anche da sviluppare, quando tu hai parlato degli archivi e della sacralità degli archivi, perché mi è venuto in mente proprio il valore della memoria, cioè l'importanza che veniva data alla memoria già molto più forse in passato che oggi, quindi talmente importante la memoria storica anche di piccoli avvenimenti da venire custodita addirittura all'interno di un tempio, quindi questo aspetto l'ho trovato estremamente interessante. Io mi taccio, abbiamo delle domande, sì, anche perché eravamo in diretta online, quindi abbiamo delle domande anche dai social. Passami il microfono. Hai ragione, aspetta. Io ho due domande. Anna Ladu chiede: vi era un sardo colto in cui venivano scritti documenti oppure ciascun scrivano scriveva come sapeva? Essendo un convento femminile, suppongo vi fossero monache di elevata cultura. Quindi chiede sul linguaggio degli scrivani, della cultura. Allora, Giù, accendi il microfono. è acceso. Allora, sul linguaggio degli scrivani effettivamente si riscontrano delle differenze, non c'era una lingua codificata, quindi scrivevano con il sardo che parlavano, che conoscevano, ecco. Anzi ci sono anche delle formule un po' frammiste, però adesso, non sono un'esperta di lingua sarda, ecco, quindi era più che altro la lingua parlata che veniva poi riportata per iscritto. Le monache, sicuramente le badesse, sapevano giustamente leggere e scrivere, perché ciascuna di loro compilava la documentazione, compilava i fondati, ecco, sì. Questo sì. Comunque ricordiamoci che anche quando erano stati invitati i benedettini in Sardegna, il giudice di Torres aveva chiesto esplicitamente che venissero inviati dei monaci colti che sapessero leggere e scrivere, che potessero insegnare anche agli altri a leggere e scrivere. Sempre Anna chiede: non ho ben capito il servo all'Ados, serviva per metà settimana? Il numero delle giornate variava da Condaghe a Condaghe o vi era una convenzione unica per tutta la Sardegna? Per tutta la Sardegna non lo saprei dire perché le testimonianze sono poche. Però sì, la convenzione è la stessa, scusatemi, la convenzione è seguita in tutti e tre i Condaghes, quindi sì, lavoravano un giorno, il servo quadripartito lavorava un giorno per ogni padrone, il servo Ladu lavorava 2 giorni e 2 giorni. Se ci sono domande dalla sala, avvicinate. Se non ci sono domande dalla sala, nel ringraziare ancora una volta la relatrice, la professoressa Rapetti, io vi do appuntamento non per il prossimo venerdì perché facciamo la pausa Sartiglia, doverosa pausa Sartiglia, ci vediamo venerdì 7 marzo con l'ultimo appuntamento del ciclo di conferenze di quest'anno. Ho alcune comunicazioni per i soci e per i non soci che magari si tessereranno ora. Il 14 marzo abbiamo l'assemblea dei soci, lo anticipo, poi vi arriverà l'email, e dovrebbe essere alle 5:30 più o meno, comunque vi arriverà l'email e vi arriverà anche l'email prossimamente con le date delle escursioni primaverili. Ci saranno le date che sono quelle calendarizzate con un'idea di itinerario, perché poi ci dobbiamo lavorare per definirlo meglio. Ho altre comunicazioni? Ah no, giusto una cosa, ieri abbiamo avuto modo di presentare, di parlare di Medioevo ai bambini, ai ragazzini, siamo anche, mi sentono chiamarli bambini, ai ragazzini delle medie del Canopoleno di Sassari, e devo dire che è stato un grande successo, una
platea, un pubblico attento, li vedevi che prendevano appunti, hanno fatto delle domande molto pertinenti, molto intelligenti, quindi vuol dire che hanno seguito, ed è stato un successo per l'associazione, perché siamo entrati in una scuola media a parlare di donne del Medioevo, protagoniste della Sardegna, e hanno capito anche loro quanto la Sardegna in quei secoli fosse dentro le vicende del libro di storia che studiano a scuola e dove non si cita la storia della Sardegna medievale. Non ho altre comunicazioni, quindi ancora una volta un ringraziamento e noi ci vediamo venerdì 7 febbraio.